Salve a tutti, buonasera, vi ringrazio, sono contento di stare qua. Insieme a me non presenti parlo di Cristina Magoga che ha organizzato e di Enzo Procopio che ha filmato e montato i film. Necessari, diciamo così, alla realizzazione di questi oggetti. Quello che mi preme comunicare a tutti voi è che si tratta di un successo nelle intenzioni. Credo fortemente che questo modo di raccontare la piccola impresa sia un modo innovativo per le istituzioni che lo hanno permesso, quindi Confcommercio, Camere di Commercio, no? Ma dal mio punto di vista si chiama il cinema del reale, cioè il filmare il fluire della vita. Qual è il nostro lavoro? Il nostro lavoro è quello di posizionare la macchina, altezza, angolo, la lente, quanto grande filmare e mettere le persone in condizioni di aprirsi e ascoltarle, o meglio, guardarle con la macchina da presa. La macchina da presa è, come si dice, obiettiva. Quindi ci restituisce quello che esse sono. Mettere in grado le persone di raccontarsi davvero, per una volta, senza glam, senza glamour, cioè senza quell'atteggiamento che strizza l'occhio alla moda, che ha un contenuto un po' patinato, ma proprio arrivare all'essenza della persona, per me fa match perfetto con la situazione presente. Cioè, dice che l'imprenditore è esso stesso la vita della sua impresa. Qual è il principio che ispira, che spinge un uomo a fare l'impresa? La sua determinazione interna, il suo amore, le sue speranze. Tutto questo è, diciamo così, la mia scommessa, la scommessa del film. Riuscire a raccontare questo. Quando si centra questo, allora è il successo. Al di là della fattezza, al di là degli espedienti tecnici, è arrivare al cuore, perché questo momento è un momento difficile, sappiamo tutti quanti, è inutile allungarci. Abbiamo tentato di fare dei film che però vadano al di là di questo momento, che siano una testimonianza delle intenzioni imprenditoriali, della forza imprenditoriale dell'idea e quindi dell'innovazione, dell'ibridazione, di tutte le spinte che ha un imprenditore nei confronti della propria impresa. Che siano validi anche fra 2 o 3 anni questi film, che raccontino queste persone. Ecco perché sì, era necessario ed è necessario tenere le mascherine come noi abbiamo qui, no, questa sera. Però queste persone hanno vissuto prima e dopo, vivranno senza le loro mascherine. Questo per dire che questi filmati hanno un ciclo vitale, siano utilizzati per ricordare. E questo è un secondo punto. Un'altra cosa che secondo me è importante dire è che questo modo di filmare, cioè il cinema del reale, ha bisogno di individuare un fatto perché sia concreto. Cioè si scelgono delle cose che queste persone dicono, si fa una cernita e si individua dentro le loro azioni, dentro i loro discorsi, il discorso più interessante, più importante. Quindi vediamo in un caso la solitudine di una persona, in un altro caso vediamo il controllo di tutto il processo produttivo, in un altro vediamo la tradizione che continua. Ecco, ognuno di questi film ha un tema preciso. E questo tema non l'ho inventato io né i miei collaboratori, lo hanno detto loro. Sono stati loro che lo hanno portato alla luce. Questo dà la vitalità di questo cinema. Questo è importante perché
fa vedere come lo strumento cinema non sia appunto soltanto relegato all'intrattenimento oppure al racconto di qualche cosa di finto che non esiste, ma ha una sua forza, e questo lo possiamo vedere anche fuori dall'ambiente confederativo, fuori dall'ambiente aziendale o industriale, come ci dice per esempio il mercato generale, che sta puntando sul documentario. Vediamo tantissimi documentari di tante nature. Ecco, quindi spero di comunicare a tutti voi, a tutti gli associati, a tutte le persone, anche a questi personaggi a queste persone che ho filmato, che abbiamo filmato, che ringrazio, ciao, vorrei comunicare il fatto che grazie a voi il vostro lavoro è venuto fuori. Insomma, sono felice di questo. Ecco. Che altro dire? È stato detto che il racconto fa parte del fare. Sì, il racconto fa parte del fare, perché raccontare è una delle attività umane base. Dire chi si è. Come avete visto in questi filmati, ci sono due piste sostanzialmente: l'intervista e l'azione. L'intervista e l'azione si montano insieme, si intervista l'associato e si fa vedere la sua attività di base. Queste due cose insieme creano il film. Vi invito a guardarli tutti quanti questi 9 film. Sono 9 film, durano 3 minuti l'uno, hanno una durata quindi digeribile. Vedeteli tutti. Ciao.